Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Siamo proprio arrivati a venerdì. Buon venerdì 13 di novembre, dichiaro aperto il weekend. Grazie sempre, grazie ancora e grazie ad ognuno di voi, quindi 259.916 volte grazie. Grazie per continuare a credere in quello che è la nostra identità, qualità, provenienza, in quello che è il progetto Sicilia. Io Compro Siciliano, sapete, nasce come fenomeno social e diventa una vera e propria azienda che coinvolge tutto quello che riguarda il comparto agroalimentare, ma coinvolge gli artisti, coinvolge il turismo, coinvolge realmente a 360 gradi tutto il mondo siciliano, perché gli ideatori e i fondatori di Io Compro Siciliano dicono è importante portare la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. E questa, tra l'altro, è una frase che ho proprio rubato dal dottor Giuseppe Giorgianni, perché oggi è venerdì, sapete, con il dottor Giorgianni al venerdì abbiamo la nostra rubrica che è quella del Chiedimi pure, parliamo di internazionalizzazione, parliamo di digital innovation, parliamo di marketing, rispondiamo ad una delle vostre domande, vi ricordo che è chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, è la nostra mail di riferimento per chiedere supporto e quindi consiglio al dottor Giorgianni, che vi risponderà oggi. Naturalmente anche oggi risponderemo a una vostra domanda ed ancora parleremo di bandi, ed esattamente parleremo del bando SACE Simest, finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato per sostenere la crescita delle aziende sui mercati internazionali. Quindi rimanete con noi. Ancora avremo un importante imprenditore ospite quest'oggi, che è Pietro Pirrone, ci racconterà la sua bellissima storia di un siciliano. Nel 2005 si trasferisce in Cina, un'azienda che è proprio ad Hong Kong, e ancora da Hong Kong ci si sposta anche in Moldava, insomma una realtà molto bella e importante, e ci racconterà la sua personale esperienza anche con la famiglia, anche con i figli, che pensate, nonostante hanno frequentato le scuole ad Hong Kong, ma continuano a mantenere viva la forza e la tradizione e l'amore verso la nostra terra siciliana. Beh, io ringrazio il mio regista Paolo Gatto, Marzia Monreale in redazione, tutto il team di Io Compro Siciliano, e siamo pronti, quindi sigla del Chiedimi pure. Al venerdì la rubrica Chiedimi pure, a cura del dottor Giuseppe Giorgianni. Buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buongiorno e ben trovato, dottor Giorgianni. Noi aspettiamo sempre questo appuntamento del venerdì, perché Io Compro Siciliano vuole essere da supporto alle aziende, e noi ogni venerdì, grazie al suo intervento e grazie poi alla risposta che darà ad uno dei nostri utenti, parleremo in questo caso e quest'oggi proprio di internazionalizzazione. Ieri abbiamo avuto la rubrica del Chiedimi pure a cura di Davide Morici, abbiamo parlato di spettacolo. Questa è stata una settimana molto speciale perché ci siamo molto dedicati all'arte, alla cultura, agli artisti, come sempre però non dimenticando le nostre aziende, e quindi entriamo subito nel vivo. Dottor Giugiani, si continua a camminare velocemente. Assolutamente. Andiamo avanti con questo grande progetto, un macro progetto. Ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo un tassello che
che andiamo ad inserire. Siamo ufficialmente diventati adesso anche testata giornalistica, quindi questa è una bella, ci identifica, perché vogliamo dar voce un po' realmente a tutto quello che è il Made in Sicily, a tutto quello che è eccellenza siciliana, e dare voce a livello mondiale, facendo diventare proprio Io Compro Siciliano un vero e proprio brand internazionale. Dottor Giorgianni, noi prima di leggere immediatamente la mail di una amica che ha scritto proprio all'interno del nostro, anzi diamo subito il riferimento, che chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, volevo ricordare a tutto il popolo di Io Compro Siciliano di viaggiare all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Dico viaggiare perché è veramente un viaggiare attraverso i nostri sapori, attraverso le nostre aziende, attraverso l'arte, attraverso anche i profumi, insomma tutto quello che troverete all'interno del nostro marketplace. E farei anche una nota, perché stiamo per arrivare alle festività natalizie, abbiamo preparato anche delle speciali confezioni che porteranno direttamente a casa vostra, credetemi, l'essenza della Sicilia, e quindi aiutiamo le nostre aziende e facciamolo partendo proprio da noi, www.iocomprosiciliano.com. Dottor Giorgianni, io leggo immediatamente la domanda. Sì, pronto. Allora, dice: sono Carmen e sono l'amministratore di un'azienda a gestione familiare che produce tipicità enogastronomiche siciliane. Avevamo iniziato l'anno scorso un'attività di internazionalizzazione in alcuni paesi, Spagna, Portogallo e Francia, ma il problema Covid ci ha bloccati. Naturalmente dopo questa fase si ripartirà lentamente. Ora vi chiedo, ma per andare dove? Che prospettive ci sono per chi, come noi, vuol avviare attività di internazionalizzazione? Beh, diciamo che le prospettive restano sempre invariate. Sicuramente il coronavirus ha bloccato un po' tutto, il mondo è cambiato ai tempi del coronavirus. Questo diciamo che è praticamente una cosa certa, e di conseguenza anche i mercati, non solo dalla prospettiva geografica, ma soprattutto per quanto riguarda la modalità di delivery dei prodotti, dei servizi, delle tipologie di clientela che si possono andare a prendere. Il problema è, non ci si deve scoraggiare sicuramente, io penso che tutto partirà prima possibile. Adesso grazie anche a questo vaccino che è stato ideato proprio in questi giorni, hanno deliberato che già dai primi di gennaio sarà disponibile addirittura anche in Italia, quindi questo porterà ad un smaltimento del problema Covid in modo più rapido e veloce già a partire da gennaio in poi, e quindi comunque si potrà ripartire un po' tutte le condizioni di business che si possono fare all'estero. Io consiglio a tutti due parole chiavi per quanto riguarda l'internazionalizzazione: adattamento e ascolto. Tutto è cambiato, naturalmente già stava cambiando prima a livello globale. Diciamo che la globalizzazione aveva già manifestato i primi segni di debolezza. Brexit prima, guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina dopo, hanno fatto subire comunque in questi mesi uno scossone un po' a tutti i mercati, e a tutte le nazioni. Ragionevolmente potrebbe esserci anche un ritorno alla regionalizzazione, ovvero al consolidamento di quei mercati storicamente più vicini all'Italia. Una cosa è sicura: il mercato non potrà più essere solo ed esclusivamente quello domestico, ma l'export dovrà trainare la ripresa della nostra economia, e ne sono certo, e sarà un punto essenziale. Quindi consiglio a tutti realmente le aziende di pensare ad un'attività di espansione e di internazionalizzazione, perché questo sarà il futuro, e la capacità di adattamento e di ascolto di questi nuovi mercati a cui si potrà arrivare sarà la chiave di successo, quindi anche della vita stessa dell'azienda. E come dicevo prima, ci sono due parole chiave: adattamento secondo me e ascolto. Adattamento lo dice, se voi andate a leggere per esempio su Wikipedia, se cercate la definizione di internazionalizzazione,
Wikipedia, se non ricordo male, vi dice che è il processo di adattamento di un'impresa, ad un prodotto, di un marchio, ad un ambiente definito ad altri mercati. Ecco, questo forse questo è proprio questo processo di adattamento molto spesso è una fonte di, diciamo, di freno per le aziende, però in questo momento dobbiamo essere veramente bravi a personalizzare i prodotti. Dobbiamo essere sempre più bravi diciamo ad essere più bravi degli altri, e quindi per esempio più bravi di tedeschi e francesi, ma già lo siamo in molti settori, perché riusciamo molto spesso ad adattare in modo sartoriale i nostri prodotti ai vari mercati. E quindi adattamento significa proprio adattarsi a quei mercati, come parlava la nostra amica, dove si vuole andare. E per una piccola impresa abituata a vendere in Italia, aprire diciamo gli orizzonti all'estero comporta un vero e proprio salto di qualità, cioè deve coinvolgere veramente tutta l'azienda, soprattutto la proprietà aziendale. Potrebbe significare in molti casi anche abbandonare il vecchio modello di business per iniziare un nuovo cammino. Ecco, per quanto riguarda il post-Covid, diciamo, sicuramente questo sarà uno delle parole chiavi per chi vuole internazionalizzare, cioè adattarsi a quei mercati, ma adattarsi al momento storico che stiamo attraversando. L'altra parola chiave che volevo dire, così poi termino, è ascolto. Riusciremo sicuramente ad adattare le aziende alle dinamiche internazionali solo ed esclusivamente se si capisce quanto sia fondamentale avvicinarsi alla storia, alla cultura, alla tradizione di quel paese dove vogliamo andare. E quindi lì è importante avere una capacità di ascolto anche digitale, anche utilizzando dei tools online, proprio per vedere come possiamo adattare il nostro prodotto a quel paese. Il cliente diciamo di quel paese deve fidarsi di noi, e quindi deve essere tutto preparato al meglio. Non ci dobbiamo dimenticare innanzitutto che il nostro cliente dovrebbe comprare da noi perché deve avere fiducia, e quindi si devono anche lì mettere in campo diverse tecniche di marketing, di comunicazione, anche trovare i giusti partner nel paese, perché quella è una delle fonti principali per chi vuole internazionalizzare. Cioè non ci si può inventare un'internazionalizzazione, non si può andare per esempio all'estero senza avere all'interno, comunque senza avere una figura anche come partner o come diciamo consulente o un export manager, perché realmente ci vogliono anche delle competenze specifiche per poter andare all'estero e quindi poter arrivare a internazionalizzarsi. Dottor Giorgiani, rispetto a quello che lei stava dicendo adesso, legato all'ascolto, e quindi è importante poi quando ci si inserisce all'interno di un paese che è anche un paese strutturato con leggi differenti, con regolamentazione differente, conoscere proprio quelle leggi. Devo dire che l'ospite di oggi, dottor Giorgiani, Pietro Pirrone, un po' ci racconterà la storia di quello che poi lei adesso stava dicendo, cioè è importante conoscere naturalmente il paese dove si va e quindi tutto quello che lo regolamenta. Pensate, cari amici del popolo di Io Compro Siciliano, addirittura Pietro Pirrone ci racconterà, lui dal 2005 ha una sua azienda a Hong Kong. Pensate, per conoscere meglio e per dedicarsi anche a quella che è la consulenza aziendale, è ritornato a studiare tra l'altro legge cinese, quindi capite bene quanto è importante quello che diceva adesso il dottor Giorgiani. Permettetemi di leggere soltanto qualche messaggio da parte dei nostri amici che sono collegati sui nostri videoparty, ma anche sulla nostra diretta. Leggiamo qualche messaggio. Allora, Maia Lupinto ed è buongiorno, popolo di Io Compro Siciliano, buon fine settimana a voi. Ciao Amalia, grazie per essere con noi. Selina Alcala, la nostra straordinaria amica francese che ha deciso di arrivare in Sicilia per caso e rimanere
e quindi oggi promuove la nostra Sicilia all'estero, dice: tante buone notizie, sono felice di vedervi procedere e concretizzare sempre di più i progetti. Ciao Celine, un bacio a te cara. Maurizio Tummini è il nostro amico di Artisti Nostri Amici, dice: buongiorno da Artisti Nostri Amici, ad Io Compro Siciliano. Buongiorno Catiusca e dottor Giorgianni. Un bacio a te Maurizio, grazie per essere con noi. C'è John da New York, dice: buongiorno Catiusca e Giuseppe, buon fine settimana. John è un siciliano, vive a New York, segue sempre le nostre dirette, nonché tutto quello che riguarda il popolo di Io Compro Siciliano. Tra l'altro si sveglia presto per seguirci, perché lì sono le 6 del mattino. È un mattiniere lui. C'è il nostro chef, lo chef Salvo Renda, lui fa parte del team di Io Compro Siciliano, e devo dire che nei suoi messaggi alla mattina c'è tanta positività, che è quello che diciamo noi, non molliamo, non molliamo. Salvo Renda dice: Giuseppe Giorgianni, mente pensante e pragmatica, ha un'ampia visione di come si deve essere pronti per i mercati internazionali al momento della fine dell'emergenza, e sa benissimo come muoversi in determinati contesti, ed è proprio vero, chef, è proprio vero. Abbiamo Mia Amore che manda un bacio a tutti noi, a tutto il popolo. Mauro Todaro, naturalmente Google, il nostro ambasciatore del sorriso, quindi un saluto realmente a tutti gli amici e anche a coloro che scrivono sui nostri video party. Beh, siamo pronti, signore e signori. Oggi abbiamo un ospite che ci racconterà veramente la sua vita da imprenditore, da importante imprenditore nel mondo, perché ci racconterà anche di come ha iniziato e poi di come i suoi figli, sua moglie, quindi la sua famiglia si è inserita all'interno di una cultura molto differente dalla nostra. Signore e signori, siamo felici di avere con noi quest'oggi Pietro Pirrone. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno allora, Pietro, benvenuto. Io mi scuso innanzitutto perché sono al telefono, è possibile che riceva qualche chiamata e quindi come giusto 30 secondi fa, e allora devo chiudere la chiamata, diciamo così, che è in arrivo. Sì, allora io comincio subito. Io vivo in Cina dal 2005. Ed è stata, diciamo così, una bellissima esperienza in questi 15 anni di Cina. Sono abituato a stare fuori dalla Sicilia perché prima di andare in Cina sono stato 17 anni in Toscana, infatti si sente il mio accento toscano. Ovviamente non è vero, comunque sono stato in Toscana tanto tempo. Spesso parlo anche siciliano. Ti fermo, Pietro, scusami, ma io ti devo fermare. Sì. Tu hai fatto la battuta, allora io colgo l'occasione. Vedi, il fatto che noi manteniamo viva anche la nostra lingua, guarda che questa è una cosa bellissima, no? Perché quando il siciliano si sposta e mantiene la sua, come dire, il suo slang, la sua cadenza, le sue belle vocali aperte, ma ci stanno e ci piace anche, quindi noi siamo felici che tu sia stato in giro per l'Italia, in giro per il mondo, e che però parli così come a noi piace che tu parli. Quindi andiamo avanti, Pietro. Esatto, no, infatti spesso a casa con i miei figli parlo siciliano, specialmente quando erano più piccoli, eravamo in Cina, dicevo che loro parlavano 4 lingue, quindi parlavano il cinese, l'italiano, l'inglese e il siciliano. Ovviamente un siciliano familiare, non professionale. Ci piace. Sì, per tornare alla storia, noi siamo stati in Cina dal 2005 e lì ho fatto una piccola fabbrica di luci natalizie a Guangzhou, quindi diciamo così Si è bloccato Pietro, quindi penso che a questo punto abbia ricevuto la famosa telefonata che ho paura di ricevere. Beh, io a questo punto... ok, hai ricevuto la telefonata, è vero? Sì, esatto. Esatto. No, perché adesso io, siccome stiamo lavorando in smart working e purtroppo ho solo il telefono, che sono in connessione con i miei dipendenti in Cina, quindi lì adesso stanno per chiudere l'ufficio perché abbiamo 7 ore di differenza, e allora mi dovrebbero fare i resoconti. In più mi arrivano anche le chiamate dall'Italia o da qualche europeo anche, che qui è momento lavorativo, quindi questo poi ci sta 2 secondi di interruzione. Spero che non chiamino più, ma va bene, allora andiamo dritti. Quindi abbiamo detto, tu ti trasferisci praticamente in Cina, dove apri questa fabbrica, stavi dicendo adesso. Sì, una piccola fabbrica di luci natalizie, decorazioni natalizie. E abbiamo continuato così per tutti i primi anni della Cina. La Cina di allora non è la Cina da adesso. Adesso posso andare a comprare il caffè anche siciliano se voglio,
o la pasta, ma a quei tempi non c'era niente. Il caffè era pressoché sconosciuto, parlo già del 2005. E niente, dopodiché abbiamo cominciato a prendere i clienti europei. Noi abbiamo clienti anche un po' in America e Europa in generale, anche se il grosso dei clienti è in Italia. Qualche tempo fa ci è venuta anche l'idea di fare il processo inverso, quindi non più fare esportazione, come giustamente diceva poco fa Giuseppe, bisogna internazionalizzare, e io internazionalizzavo dalla Cina. Adesso vorremmo fare anche importazione e quindi gestire se ci fossero opportunità per vendere in Cina e ovviamente a Hong Kong, perché mentre per entrare nel mercato cinese è molto complesso per le regolamentazioni, mentre per entrare nel mercato di Hong Kong è molto facile, perché ci sono praticamente zero regolamentazioni, è, diciamo così, un mercato completamente libero. Senti Pietro, io nel frattempo ti faccio qualche domanda, così entriamo anche un po' nel vivo nel racconto. Tu ti trasferisci in Cina, quindi apri questa fabbrica. Tu non hai mai smesso in realtà di credere in quella che è proprio l'internazionalizzazione in senso ampio, perché poi per esempio hai anche la tua fabbrica, se non erro, in Moldova, dove tra l'altro poi ti sei conosciuta con il dottor Giorgiani, perché poi voi vi siete conosciuti proprio in Moldova, se non erro, giusto? Sì. Esattamente, ci siamo conosciuti a Chisinau, dove io ho fatto questa ditta, anche grazie a Giuseppe, perché l'ho conosciuto mentre promuoveva i prodotti italiani e i prodotti moldavi in Italia, quindi prodotti italiani in Moldova e viceversa. Sì, internazionalizzazione, perché già 3 anni fa, come voi sapete, la Cina ha fatto passi da gigante, e quindi anche gli stipendi cinesi sono molto aumentati. Abbiamo scoperto che gli stipendi moldavi sono più piccoli, diciamo così, sono meno cari degli stipendi cinesi. E allora abbiamo fatto una piccola unità produttiva sempre di lampadine natalizie, di queste piccole lampadine che noi produciamo in Cina, anche vicino a Chisinau, in una free trade zone, che ci consente, insomma, adesso siamo un po' a basso regime di produzione per il Covid, però abbiamo 11 dipendenti in Moldavia. Meraviglia, meraviglia. Sì. Senti Pietro, io volevo dire, e lo accennavo poc'anzi prima di chiamarti in diretta con noi, che poi era l'intervento che aveva fatto ad apertura il dottor Giorgiani, no? Quando si parla di conoscenza dei mercati, tu arrivato a un certo punto, e poi entreremo anche nella sfera personale, perché mi piace sempre raccontare anche la parte intima di quella che poi è un imprenditore che arriva in un paese e porta lì anche la propria famiglia, quindi poi vorrei entrare anche in questo particolare. Però prima da allora, arrivato a un certo punto, tu cominci a dedicarti anche alle consulenze aziendali, però chiaramente dovendoti confrontare con realtà e regolamentazioni completamente diverse, cominci a studiare proprio la legge cinese, come poter chiaramente muoversi, che tipo di scelte prendere. E questo è fondamentale, no? Immaginare di conoscere quello che dice sempre il dottor Giorgiani: se entriamo in un mercato straniero, in un mercato che non conosciamo, bisogna arrivare conoscendo chiaramente le leggi, come entrare, come avere tutte come dire, le caratteristiche per poter inserirsi all'interno di quel mercato, no Pietro? Sì, questo è fondamentale per avere un minimo di successo e un minimo di understanding, cioè un minimo di capire un po' di quello che si sta facendo, perché quando io sono arrivato in Cina parlavo poco l'inglese, zero cinese, e quindi mi dovevo fidare di tutti i vari consulenti cinesi, e a volte mi trovavo in tavoli dove la parte destra del tavolo affermava una tesi A e la parte sinistra del tavolo affermava la tesi B, e quindi non sapendo quale fosse poi realmente quella che era diciamo così giusta e legale. Giusta. È legale. E allora ho cominciato a studiare. Nel frattempo all'Università di Hong Kong era nato un corso in inglese di legge, di diritto commerciale cinese, quindi di legge cinese, e l'ho studiato in inglese, e ha avuto, diciamo così, il doppio effetto di farmi imparare bene l'inglese e qualche parola di cinese, ma di conoscere bene le leggi cinesi, quindi, e quelle di Hong Kong, perché i sistemi a Hong Kong vige la common law tipo Inghilterra, mentre la Cina ha un sistema legale di codice come l'Italia, come la Germania.
E quindi infatti in Cina hanno una Costituzione, mentre a Hong Kong fino al 1997 non l'avevano. Ci hanno fatto una mini Costituzione che si chiama la Basic Law, proprio nel 97, quando sono passati ai cinesi di nuovo. Anche se adesso Sì, prego. Sì. Dottor Giorgianni, lei ogni volta che si parla ogni venerdì, quando fra gli argomenti che trattiamo proprio l'internazionalizzazione, lei dice sempre mi raccomando, quando entriamo in un mercato bisogna rispettare e soprattutto conoscere già a monte, perché è inimmaginabile, no? Pensare di fare investimenti, a volte magari c'è chi decide, vado a fare investimenti, ma poi non conoscendo chiaramente la realtà del posto diventa realmente... Sì, molto spesso a me è capitato tantissime volte di avere delle aziende, io voglio andare in quel mercato, ma magari il suo prodotto in quel mercato non sarebbe andato mai e poi mai, perché realmente un mercato prima di andare, cioè il prodotto intanto si deve adattare al mercato. L'altra volta ho fatto l'esempio anche degli Stati Uniti, le etichette devono essere cambiate, ma in Cina è la stessa cosa, e quindi si devono adattare al posto dove vai, ma soprattutto devi studiare il mercato, devi capire anche le usanze, devi capire la cultura di dove vai a portare i prodotti. È un qualcosa che in Sicilia è buonissimo e è venduto normalmente, magari in Cina non può essere venduto, quindi ci sono tutta una serie di cose che devono essere previste prima, adattate, e poi si va a investire in quel paese, perché ricordiamo a tutti, l'internazionalizzazione non è solo vendere il prodotto, ma quel prodotto deve essere promosso e quindi ci devono essere degli investimenti, e quindi anche le aziende molto spesso sbagliano perché non dedicano un budget all'internazionalizzazione, e quello è essenziale, perché ogni azienda che intende promuoversi in un altro paese deve stabilire un budget per quel paese, perché è normale che praticamente ci voglia un budget per quel paese da dove si vuole andare. Paese che vai, usanze che trovi, Pietro, tu porti la tua famiglia a vivere ad Hong Kong, ad Hong Kong, i tuoi figli frequentano tra l'altro le scuole, così come dicevi, parlano l'inglese, il cinese, la nostra lingua siciliana, la nostra lingua siciliana. Senti, Pietro, ma una cosa che mi è piaciuta è che dicevi che i tuoi ragazzi non hanno mai perso questa voglia, questo attaccamento, questa passione verso la propria terra d'origine. Sì, questo è vero. Infatti, se voi chiedete ai miei figli di dove siete, loro dicono siamo siciliani, benché i due maschi più grandi sono nati a Poggibonsi, che è Toscana, e Sofia, la più piccola, è nata a Guangzhou, che è Cina. Però loro dicono siamo siciliani. Ecco, quindi diciamo così, culturalmente siciliani. E tra l'altro quando noi siamo andati in Cina, il più grande aveva 5 anni, anzi 4 e mezzo, il secondo aveva 8 mesi, e poi qualche anno dopo, già 3 anni dopo che eravamo in Cina, Sofia è nata lì. Quindi diciamo così, per loro si potrebbe dire che si dovrebbero dire cinesi, in realtà si sentono siciliani, anche se però il cibo hanno una vera fusion in cucina, cioè loro veramente mischiano ad esempio l'arancina che c'è il riso e c'è la carne italiana, per loro è uno dei migliori cibi, perché in Cina mangiavamo sempre il riso e qui hanno l'arancina, sì. Quindi ci sta, però, quindi i nostri arancini li possiamo portare a Hong Kong? Suppongo di sì, anche se già lì c'è qualche piccolo artigiano che fa le arancine, io le ho mangiate, ma lui è modenese. Ha un piccolo... sì. Arancina o arancino, basta che sia buono e siciliano, e questo non se ne voglia nessuno, quindi... Infatti anche lì siamo già pronti ad esportare i prodotti nostri, e soprattutto per esempio gli arancini. Ecco, all'interno di Io Compro Siciliano proprio abbiamo preso pochi giorni fa un'azienda che produce
e che ha una capacità produttiva di quasi 15.000 arancini al giorno, quindi ha voglia di venderli ai cinesi. Quindi bene. Si potrebbero mandare surgelati a Hong Kong, non c'è ma problema. infatti Per entrare in Cina forse bisognerebbe... Assolutamente sì, perché vengono surgelati con dei processi a idrogeno addirittura, quindi con un processo nuovo, innovativo, e quindi arrivano lì proprio intatti, basterà metterli 2 minuti nell'olio caldo e diventano gli arancini nostri siciliani, quindi sicuramente sì, andremo avanti. Giorgianni, no, dico, noi dobbiamo sempre fare arancini, cioè parliamo sempre, mi raccomando, non sbagliamo mai, perché noi sapete anche che in Io Compro Siciliano siamo riusciti ad unire la Sicilia tutta, facendo fare una sfida a Palermo, Catania, arancina, arancino, e quindi dico sempre par condicio. Naturalmente scherzo, permettetemi di leggere qualche messaggio. Leggiamo questo messaggio che arriva da Biagio Taravello, che dice: buongiorno, noi come produttori di dolci tipici siciliani artigianali, non utilizzando conservanti, abbiamo problemi di shelf life. Certo, è normale. Il faraone Palermo dice: buongiorno carissima amica Catiuscuzza, sei sempre caricatissima e piena di ottimismo, assolutamente non molliamo, non molliamo. E Giuseppe così efficace, di grande esperienza in internazionalizzazione e di simpatia naturale. Poi Pietro Pirrone, altrettanto una grande visione internazionale in Cina, poi per adattarsi ad una cultura assai differente. Complimenti a lui, quindi arrivano i complimenti anche da parte dei nostri amici. Bene, voi sapete, cari amici del popolo di Io Compro Siciliano, al venerdì è un appuntamento importante, perché oltre a parlare di marketing, digital innovation, internazionalizzazione, così come oggi, parliamo anche di bandi, perché Io Compro Siciliano vuole essere anche un mezzo di supporto e di informazione al popolo. Sapete che parliamo di bandi, ed esattamente oggi, dottor Giorgianni, di cosa parliamo? Sì, parliamo proprio, ho scelto un bando, che poi non è un bando, ma è un sostegno che si sta dando, diciamo, lo Stato italiano attraverso SACE Simest. Sono proprio dei finanziamenti per l'internazionalizzazione, dove praticamente si ha un finanziamento a tasso agevolato e contemporaneamente a fondo perduto, proprio per far crescere l'azienda sui mercati esteri. Questo addirittura era con scadenza 31/10, ma è stato prorogato al 31/12. Si può richiedere appunto liquidità necessaria per aggredire questi mercati. Molto probabilmente, tra l'altro, il prossimo anno ce ne saranno altri anche di maggiore entità, perché realmente si è capito che la nostra ripartenza deve partire proprio da lì, cioè dalla nostra capacità di adattarci e di adattare i nostri prodotti ai mercati internazionali, e su questo siamo veramente veramente bravi. Questo bando ci permette di avere certe quantità fino a 800.000 euro, per esempio, con un contributo a fondo perduto fino al 50%. Diciamo, le garanzie vengono prestate direttamente dallo Stato, quindi non si hanno grandi problematiche per averlo, e possono essere supportate le spese di patrimonializzazione, di partecipazione a fiere internazionali. Infatti, tra questo, per esempio, con Pietro parlavamo proprio di partecipare l'anno prossimo ad una fiera lì proprio ad Hong Kong, inserimento nei mercati esteri, temporary export manager. Ecco, questo è una cosa importante, perché molto spesso le aziende non hanno quelle figure che sono necessarie. Purtroppo, ahimè, qui abbiamo qualche pecca proprio nel tessuto imprenditoriale del Sud Italia in generale, dove realmente molto spesso si affida un po' a persone che non hanno le competenze giuste in determinati ruoli, e questo purtroppo fa sì che poi magari si sprecano solo soldi, perché poi alla fine un'azienda deve spendere i propri soldi bene, e quello lo si fa solamente spendendoli per esempio in consulenze, come in questo caso dirette a quello che si vuole fare. Poi finanziano anche e-commerce, finanziano
studi di fattibilità, programmi di assistenza tecnica, insomma finanziano veramente tanto, finanziano un po' tutte le tipologie di aziende e come dicevo prima una delle cose più importanti è che non si hanno bisogno di garanzie eccezionali, ma lo Stato garantisce buona parte, se non il 100% in alcuni casi, di tutto l'investimento. Dottor Giorgianni, anche oggi la ringraziamo per aver dato informazione a tutti quanti noi. Vi ricordo che potrete risentire e rivedere le repliche nell'arco della giornata collegandovi sulla nostra pagina e naturalmente sul nostro gruppo. Vi ricordiamo che possiamo non fermarci. Non fermarci significa non fermare le nostre imprese. Visitate il nostro portale, il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Sarà realmente vivere una grande esperienza siciliana. Bene, noi ringraziamo. Volevo aggiungere, scusami Katiuska, naturalmente perché qualcuno ha scritto in richiesta di aiuto, ecco, tutte queste nostre informazioni sui bandi, su tutto quello che noi portiamo in linea, siamo disponibili ad aiutare le aziende. Noi come Io Compro Siciliano ci siamo strutturati per avere anche le competenze corrette attraverso anche diverse figure professionali che sono nostri consulenti. Quindi basterà scrivere a chiedimi pure @iocomprosiciliano.com o a info@iocomprosiciliano.com e chiedere. Noi possiamo assisterli anche sui bandi, possiamo assisterli anche anche sulle richieste più banali. Faccio un esempio: le famose 30.000 euro di liquidità che le aziende possono avere in questo momento, perché in questo momento delicato noi vogliamo, come abbiamo detto da sempre e sin dall'inizio, esprimere un ottimismo consapevole. Tutto finirà molto presto. Tutto finirà per il bene un po' di tutti, perché realmente sì, stiamo soffrendo in queste situazioni in cui realmente siamo bloccati a casa e molte attività sono bloccate, tipo i ristoratori, però realmente molto presto andremo di nuovo fuori, quindi dobbiamo approfittarne proprio di questo momento di stasi proprio per programmare il futuro, programmarlo bene e ripartire al massimo appena ce lo permetteranno. Grazie, dottor Giorgianni. Pietro, Hong Kong, Eccomi. Moldova, prossima tappa? Stati Uniti. E vai. E vai. Bene signori, noi vi ringraziamo, vi auguriamo buon weekend. Con me ci si rivede nuovamente lunedì puntuali alle 12 in diretta sui nostri canali social. Anzi, volevo ricordarvi, andate su YouTube, iscrivetevi e soprattutto tenetevi sempre informati su quelle che sono le nuove attività di Io Compro Siciliano. Dottor Giorgianni, noi ci rivediamo naturalmente come sempre ogni venerdì, quindi venerdì prossimo con la rubrica Chiedimi pure, @iocomprosiciliano.com, scriveteci. Pietro? Eccomi. Siamo quasi a chiusura e a questo punto io dovrei chiedere al dottor Giorgianni e a lei, potreste venire per favore avanti? Più vicino, ok. Vicini ci piace. Volevo ringraziare Paolo Gatto in regia come sempre, Marzia Monreale, il team di Io Compro Siciliano, tutti quanti voi e naturalmente far salutare il dottor Giorgianni e il nostro ospite di oggi. Pietro, dottor Giorgianni, potreste per favore ripetere con me? Io compro siciliano. Siciliano. Ci piace, ma scusate un attimo, Pietro? Eccomi. Ma senti, ma in cinese come si dice io compro siciliano? Non lo so. No, vabbè, niente. Siciliano non lo so. Senti, è in siciliano? Allora potrei fare così: vuoi siciliano? Bene. Io voglio siciliano. Io Va voglio bene, siciliano. ci piace, va bene lo siciliano. stesso. Va bene lo stesso, grazie per essere stato con noi Pietro, grazie dottor Giorgianni. Grazie, signori, buon weekend a tutti. Grazie a voi, salve. Sigla, buon weekend, non molliamo. Assolutamente. Ciao.